Ok, buonasera a voi tutti, bello vedervi qua presente nella casa del Signore, quindi adesso vi chiedo di alzarvi in piedi, che possiamo avere questa opportunità di poter lodare il nostro Signore con gioia, con allegria, con tutto quello che noi abbiamo e ricordandoci sempre di quello che il Signore ha fatto e della sua grazia che si riversa ogni giorno per noi. Amen. Quelli che si devono ancora accomodare, per favore, venite avanti. E adesso possiamo iniziare. Vai. Mettiamo le nostre mani con gioia e con allegria. Vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci c'è in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Cantiamo che degno è l'agnello di Dio, che è risorto e ha vinto la morte per noi. Amen. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Un applauso al nostro Signore, che noi possiamo cantare eternamente ciò che il Signore ha fatto nelle nostre vite. E sono sicura che se siete venuti oggi qui è sicuramente per ricevere qualcosa da parte del Signore, ma anche per ringraziarlo per le grandi benedizioni che Lui dà ad ognuno di noi.
che noi possiamo continuare a ringraziare il Signore perché Lui è degno di ogni lode e di ogni onore, e beati sono coloro che lo innalzano, che vivono secondo le sue vie cammineranno. Amen. Cantiamo insieme. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te, e noi cresceremo di gloria in gloria fino a che il tuo volto noi vedremo. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te. Beati sono quelli che sono nella casa tua, Signore, e prendono la forza in te, e i loro cuori sono resi a te, e noi cresceremo di gloria in gloria fino a che il tuo volto noi vedremo. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Noi ti preghiamo, oh Signore Dio potente, per questa nazione vieni a salvare, a benedire. Tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore. Solo tu sei santo, solo tu sei santo, solo tu sei santo, Signore.
applauso al nostro Signore. Il Signore ci ha benedetti fino qua e sono sicura che farà ancora di più di quello che noi pensiamo, di quello che noi immaginiamo. E riflettendoci adesso, noi non ci rendiamo conto quanto il Signore faccia per noi e noi non riconosciamo 100% come noi dovremo fare. E quando noi guardiamo la croce noi possiamo ricordare che il Signore ha vinto per noi e noi non dobbiamo fare assolutamente nulla per meritare il suo amore, la sua grazia, perché noi non potremo mai fare niente di quello che noi facciamo. Per quanto noi potessimo impegnarci, non riusciremo mai a raggiungere la croce e dire io merito, io posso stare qua davanti al Signore. E il mio invito per voi è che mentre noi cantiamo questa canzone, che voi potesse riflettere sulla grazia del Signore, su quello che Lui ha fatto per ognuno di noi. Amen. Gesù, tu preghi per noi, i tuoi angeli hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu. Tu mi aiuti e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro, adoro te. La grandezza tua proclamo, al tuo nome mi ginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu. La tua gloria riempie il tempio, e potenza ti assume, e per grazia io respiro, adoro te. Intercedi perché il mondo sia salvato, non conosci la sconfitta, la corona hai vinto tu. Gesù, tu sei il Messia, la salvezza solo in te, e per grazia io respiro, adoro te. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Alla croce era compiuto
e ti hanno seppellito, ma la morte non poteva trattenere il re dei re. Hai già vinto tu, ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto, hai già vinto tu, hai già vinto tu, ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu, ogni altezza giù cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Grazie Padre perché tu hai vinto, Signore, sulla morte, Signore, e sei risuscitato per noi, Padre. Ti ringraziamo, Dio, perché sappiamo che noi non siamo meritevoli del tuo amore, oh Padre. E riconosciamo ancora una volta che tu vivi in ognuno di noi, oh Padre. Ti chiedo, Signore, che tu possa toccare ognuno presente qua e che la tua presenza, Signore, possa essere manifesta, oh Padre. Nel tuo nome santo. Amen. Tu vivi dentro me. Tu vivi dentro me, la tua presenza viva in me. Il mio pane il mio pane è la tua parola data a me. E Dio
Grazie, oh Padre, perché Tu ci hai dato, Signore, la Tua presenza viva. E noi oggi abbiamo la libertà di venire a Te, Padre. Ti chiedo, Signore, che Tu possa aprire i cuori di ognuno qua presente per ricevere la Tua parola, Signore. E che Tu possa seminare, Signore, un buon seme nelle nostre vite. Questo che io Ti chiedo, Ti ringrazio nel Tuo nome santo. Amen. Potete sedervi. Ok, mi sentite bene? No? Non sentite bene? Sì! Ok. Come state voi? Tutto ok? Questa ultima canzone è stata molto interessante perché parla tu vivi dentro di me, la tua presenza. Questo cavo qua, ok. Se qualcuno vuole fare un'offerta qua, parlate con Riccardo che c'è un sistema che cambia tutto, ok? Riccardo, alza la tua mano che qualcuno farà un'offerta che avremo qua un po' di libertà, ok? Carissimi, quando cantiamo queste canzoni qua, abbiamo cantato questa penultima che parlava delle catene si romperanno, alleluia, delle conquiste di vittoria, e adesso questa ultima canzone che parla di tu vivi dentro di me. Quello che io comincio a pensare e preoccuparmi tante volte è che noi predichiamo la parola, la gente capisce la parola, riconosce la parola, ma ha una difficoltà molto grande di inserire la conoscenza nella vita pratica. Perciò quando noi sappiamo che questa parola del Signore è la nostra autorità, io devo cominciare a vivere questa libertà di trasformare la conoscenza in un stile di vita. E tante volte noi sappiamo quello che è sbagliato, sappiamo quello che è giusto e noi cominciamo a usare i nostri argomenti per cercare di giustificare quello che il Signore ci sta insegnando. E quando cantiamo queste canzoni qua, senza di te non sono niente, noi non siamo. È Dio che è nella nostra storia. Perciò noi dobbiamo gioire con questa ricchezza della parola del Signore. Amen, Chiesa? Facciamo un momento di preghiera adesso. Perché noi stiamo vivendo adesso un momento molto interessante con i ragazzi, con i giovani, adolescenti, pré-adolescenti, e noi stiamo facendo degli cambiamenti in tutta la struttura. Ma se non c'è la presenza di Dio non serve niente. E noi vogliamo che Dio sia il Signore di questa storia. Che cosa succederà il 28 di settembre alle ore 18? Che cosa succederà? Noi faremo il nostro primo incontro che sarà con un nuovo formato, una nuova ideia, un nuovo modo di adorare Dio, rapportarsi con il Signore, ossia mantiene l'adorazione, la parola, gli incontri, ma vogliamo portare qualcosa di nuovo. E perciò che noi dobbiamo pregare, perché Dio deve fare parte di questa storia. E stiamo cambiando tutta una struttura e che noi vogliamo che questa generazione, che siete voi, dei giovani, possano cambiare una storia non soltanto in Italia, non soltanto in Veneto, non soltanto a Treviso, non soltanto a Belluno, non soltanto a Conegliano, non soltanto a Padova, ma nella tua scuola, nella tua casa, perché noi dobbiamo fare un cambiamento. E siete voi, è questa generazione. Non è la generazione di Pastore Sandro, una generazione degli anziani, dei vecchietti. Ossia, è una generazione dei giovani che può fare questo. E siete voi. Perciò preghiamo in questo momento. E la mia sfida adesso è se tu ce l'hai, già sei sposato, o già ce l'hai una certa età come io e Pastore Sandro, ti avvicina un giovane, un pré-adolescente. Tu che já sei sposato, já sei grande, já sei più di 25, 30 anni, ti avvicina un giovane adolescente in questo momento. E noi pregheremo insieme. Veloce, veloce. Ok. Alexandre está esperando que coisa? Um invito?
Ok? Tu che sei sposato, Luciano, state aspettando che cosa? Veloci, Junior e Camilla, siete sposati? Sorin, Medea, dove siete? Ok, cercate un giovane, un preadolescente, Joezzo e Nízia, cercate lì voi, tutti quelli che sono sposati, già sono grandi. Fernando e Rafaela, che cosa mi guardate qua? Cercate un giovane, un adolescente, un pré-adolescente. Che é l'altro lá, cercate. Vediamo pregare, se tu non conosci ancora non preoccupatevi. Ok, ci sono 2 ragazzi qua giovani, ok? Rafaela, vieni qua con loro, questi 2. Fernando, può pregare con questi ragazzini qua, ottimo. Che è l'altra qua? Sorin, ci sono ragazzini qua da solo, Sorin. Vieni qua, già preso là, ottimo. Preghiamo con questo gruppo di ragazzi, già abbracciato qualcuno, sei vicino? Ok, va bene, ottimo. Preghiamo. Io credo molto nella preghiera, io credo che Dio trasforma le situazioni, io credo no soprannaturale e questo è biblico e noi vogliamo in questo momento pregare. Prega con loro e dopo io finisco con la preghiera qua. Nosso Padre, grazie perché abbiamo questo momento di adorazione a Te e di lode a Te, oh Padre. Quanto è prezioso vedere questo gruppo di preadolescenti, adolescenti, giovani qua che si radunano per adorarti, oh Padre, per fortificare la loro vita in una completa intimità con Te, oh Padre. Ti ringrazio, oh Padre, che questo è un privilegio che abbiamo di stare assieme e tante volte, oh Padre, pensiamo un alto prezzo di stare qua, ma è questo prezzo che cambia una storia, cambia una vita e che ci porta a vedere la grandezza e la ricchezza, oh Padre, di un incontro personale con Te. Ti chiedo, Padre, che Tu possa benedire ciascuno qua, oh Padre, che la Tua mano, la Tua potenza, la Tua azione, oh Padre, possa agire in ogni cuore, oh Padre, e trasformando ogni giorno, in modo che questa generazione possa amarti, desiderarti, oh Padre, e vivere, oh Padre, una vita intensa con Te, in modo che possa proclamare la Tua grandezza e il Tuo amore, oh Padre. Agisci, oh Padre, con questa generazione, che è una generazione che noi stiamo pregando, che possa trasformare questo paese, oh Padre, questa Italia, e riconoscere, che questo paese possa riconoscere che Gesù è il Signore, oh Padre, e che abbiamo la perfetta libertà in Te, oh Padre. Benedici, oh Padre, questo gruppo e che noi, questo movimento che stiamo facendo, oh Padre, questo move, oh Padre, questo movimento Tuo, oh Padre, che sia, Padre, santo in Te, consacrato a Te e completa di vittoria e gioia in Te, oh Padre. Benedici, oh Padre, Tu Santo Spirito, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Se volete stare dove siete non c'è nessun problema, se volete ritornare al vostro posto non c'è nessun problema. Questo rumore santo qua fa parte, questa disordine santa fa parte e tutto pode dire, nosso Dio è con ordine, sì, ma in questo momento è importante fare come chiesa, ok? Sicuramente tu hai conosciuto una persona che tu non conoscevi, no? Ok, cari, siamo arrivati all'ultimo capitolo, capitolo di questo libro che racconta la storia
de Davide quando estava combatendo com o gigante, ou se affrontando i nostri giganti. E oggi noi cominciamo a lavorare quali sono i nostri giganti, quali sono i giganti che tu ce l'hai nella tua vita e nella tua storia. Tutti di noi sicuramente portiamo dei giganti, delle situazioni che sono un po' delicate nella nostra vita, che noi non riusciamo a combattere, e se non riusciamo a combattere, non riusciamo neanche a vincere. Noi tante volte siamo distrutti perché certe situazioni che stanno prendendo sopravvento nella nostra vita, e quando percepiamo la nostra vita è un disastro. C'è qualcosa nella tua vita che tu non riesci a controllare o no? C'è qualcosa nella tua vita che tu non riesci a avere controllo della tua storia, della tua vita? E noi dobbiamo stare attenti, perché tante volte ci sono dei nostri nemici intorno a noi, ci sono delle persone intorno a noi, ci sono le situazioni personali, ci sono la nostra bassa autoestima che ti distrugge, ci sono della nostra pigrizia spirituale, della nostra apatia spirituale, ci sono dei peccati che noi non riusciamo a vincere, che ancora controllano la nostra vita, ci sono le paure nelle nostre decisioni, ci sono degli ostacoli, ossia ci sono tanti giganti che noi ancora abbiamo anche paura di affrontare certe situazioni. E allo stesso tempo, quando Davide trova quello gigante lì, e tante volte nella nostra vita troviamo dei giganti, noi dobbiamo sapere che possiamo affrontare. E Davide usa una parola molto preziosa, una frase molto preziosa, che è la presenza di Dio. Questo combattimento non è mio, è del Signore, è il Signore che è con me, e questo modo che noi vogliamo camminare oggi. E sono 5 momenti qua che noi vogliamo camminare. Sono 5 passi. Interessante che la parola passe comincia con la lettera. Con la lettera? Buongiorno, tutti dormono oggi. Oh, passi comincia con la lettera P. E adesso noi vediamo qua 5 punti. Tutti cominciano con la lettera P. La prima è? Passato. Secondo? Preghiera. Terzo? Sta migliorando, sta salendo questo gradino. Terzo, priorità. Quarto? E 5? Ah, ok, molto bene. Ossia, sono 5 passi importanti che cominciano con passato, preghiera, priorità, passione e perseveranza. E è su questi punti che noi vogliamo camminare questa sera. Io so che io devo affrontare questi giganti, io devo risolvere certe situazioni della mia vita. E il primo punto per risolvere questo comincia con la lettera P, che si chiama il nostro passato. É interessante que tante volte nós somos schiavi do nosso passado, mas ao stesso tempo eu devo recordar o meu passado, porque sicuramente quante coisas o Senhor já fatto con noi no nosso passado. Quante situazioni difficili che abbiamo vissuto, e o Senhor ha fatto un miracolo, e lo stesso Dio che ha agito in quel modo sta ancora lavorando oggi per dire: Caio, io sono ancora con te. Lo stesso Dio che si è manifestato nella tua vita lì, io continuo a essere lo stesso Dio. Non abbia paura di affrontare questa situazione. Stavo guardando Joelson e Nise adesso, circa 3-4 anni fa, a Beluna avevamo vissuto un momento molto delicato, no? Ossia, io non posso dimenticare che quello con la comunità stava vivendo un momento di crisi e c'era un nemico lì, una situazione, e oggi questo passato io comincio a ricordare, perché lo stesso Dio che ha fatto una guarigione qua vuole fare anche una grande guarigione, una grande trasformazione di là. Perciò io devo ricordare il mio passato per ricordare che questo Dio che continua a essere lo stesso Dio sta lavorando nella mia vita. Questo Dio che mi ha salvato, che ha portato Cristo Gesù sulla croce, che ha dato la liberazione, che mi ha dato la vita eterna, perché Gesù è risorto. Io devo ricordare che la mia vita è stata collegata adesso e io devo continuare a affrontare le situazioni. C'è un testo che mi piace tantissimo, Lamentazioni. O libro si chiama questo. Lamentazioni 3, versetto 21 a 24. Che cosa dice? Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare, ok? È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà, e il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Ossia, l'autore di questo libro sta dicendo: ecco ciò che voglio richiamare alla
mente. E o meu Senhor é o meu aiuto, e o meu Senhor é presente, e eu espero em Lui. É uma graça que nós não siamo stati completamente distrutti. Eu comincio a ricordare della grazia, eu comincio a ricordare della misericórdia do Signore, eu comincio a ricordare di tutto ciò che il Signore fece nel mio passato, e adesso c'è una battaglia davanti. Eu affronto. Nós não possiamo abbandonare la battaglia, nós não possiamo tornare indietro, nós não possiamo scappare di un gigante, nós dobbiamo affrontare le situazioni che noi abbiamo nella nostra vita. E qual è o teu gigante oggi che tu affronti? Qual é o grande fantasma nella tua vida que tu hoje te sente preocupado e que tu não riesci a risolvere? É lì que tu deve lavorare e affrontare questa storia. Prende e ricordare di un passato che Dio è stato con me e la misericordia del Signore, la sua grazia, la sua compassione continua a esistere e o Signore che mi fa vincere. Quante situazioni já abbiamo vissuto e o Signore mi fa novamente andare nella battaglia. Eu devo ricordare que o Signore è la mia speranza. O quanto é triste quando abbiamo delle persone che non ce l'hanno più speranza. Sembra che si perde una storia e adesso non c'è più, è finito. Ma com o Signore eu posso richiamare a memoria tutto ciò che mi dà speranza. É a graça, é a misericórdia do Senhor. Perciò que Davide, em quel momento que c'era um gigante davanti a lui se ricorda, em 1 Samuele 17,36, dice così: se il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso qua, filisteu, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna la schiera del Dio vivente. Perciò Davide, in quel momento, io già ho vinto un leone, già ho distrutto un orso, adesso viene questo qua che si dice un filisteo, un gigante. Che cosa è per me? Ossia, lui già aveva distrutto, già aveva combattuto. Adesso c'è una sfida ancora più grande e lui poteva novamente combattere. Quando tu ce l'hai un gigante davanti a te, ricordati del tuo passato, di quello che il Signore già fatto nella tua vita e questa grazia e misericordia del Signore si rinnovano ogni mattina e questa grazia si rinnova ogni mattina, ti dà la forza e la capacità di continuare a affrontare i tuoi giganti. Non si perde in questo. Márcia, inserisci quella penultima canzone lì che abbiamo cantato, come che era o titolo? La Corona della Vittoria. Cantiamo quella parte lá che fa spezzare le catene. Ok? Cantiamo insieme? 3, 2, 1, ma forte, non cantare così, ok? 3, 2, 1. Chi ha fatto questo? Chi ha fatto questo? Signore. Chi vuole fare usando la tua vita per distruggere? È il Signore. Ricordati del passato, non delle quelle che tu pensi, o mio passato è difficile. Ricorda che il Signore ha fatto dei miracoli nella tua vita, perciò tu sei qua. Ricorda che Cristo Gesù era sulla croce per te, ricorda la risurrezione per te, ricorda le misericordie del Signore che si rinnovano ogni mattina per te. Secondo ponto, prima è il passato, la seconda P si chiama la preghiera, molto bene, hai memorizzato, ossia la preghiera. Perché la preghiera è importante? Perché che davanti a un ostacolo, davanti a un gigante, io devo pregare? Perché prima è un gigante, non è qualcosa che io posso distruggere con schiaffo, non è qualcosa che io posso distruggere con le parole, ossia è qualcosa molto più grande di me. Perciò in quel momento eu devo inserire la presenza di Dio, inserire il Signore, e la preghiera dimostra che io sono incapace, ma la potenza di Dio si manifesta e adesso eu comincio a inserire Dio in questa storia e è Dio che agisce favorevolmente a me, è Dio che combatte per me. Perciò che Davide prende quella piccola pietra e ciuff, giusto sul fronte di quello gigante. Lui era agile,
ma allo stesso tempo lui sapeva che era il Signore che stava combattendo con lui. Noi dobbiamo agire, ma noi dobbiamo dipendere dal Signore. Ci sono 2 momenti di preghiera di Davide, dove lui dice così, 1 Samuele 36. Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo, perché tutto era mareggiato a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide, è scritto in italiano, potete leggere, sì. Ma Davide si fortificò. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Salmo 59, 16. Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno della avversità. Non dimenticare che i giorni malvagi arriveranno, non dimenticare che le avversità arriveranno, non dimenticare che i problemi arriveranno, non pensare che tutto andrà liscio nella nostra storia, ma in quel momento deve essere fortificato dove? È nel Signore, e perciò che la preghiera mi porterà a avere questa intimità con Dio e permette che la mia vita sia guidata dal Signore in modo che io possa combattere bene. Eu não estou qua per abbandonare una battaglia, eu não estou qua per essere sconfitto da un gigante, anzi, eu devo andare a battagliare, eu devo andare a conquistare, perciò da solo eu non ce la faccio, da solo noi non ce la facciamo a fare proprio nulla, è il Signore che è con noi, e perciò il termômetro della mia integrità di vita è quando la preghiera e la fiducia è collegata al Signore. Se io non sto in preghiera, la mia vita è un disastro. È questa intimità che io porto adesso. Signore, io sto combattendo, ma io ho bisogno di te. Davide si fortificò nel Signore. In quel momento difficile è la mia fortezza. È il mio rifugio, e perciò che il segreto di combattere un gigante è ricordare di un passato di un Dio che prende cura di me ancora con la sua grazia, la sua misericordia, la sua compassione, e sapere che devo inserire Dio in questa battaglia, perché è una battaglia che è Dio che va a vincere con me. La preghiera mi fa distruggere i giganti insieme a Dio, e insieme è questa condividere, è questa camminata con il Signore. Terzo punto, passato, preghiera e? Prima di passione c'è l'altra. Priorità. Che cosa è priorità? Ho conosciuto un ragazzino che aveva 6 anni, in quel periodo 5 anni, e in tedesco Oma è la nonna, no? E lui sempre chiamava la sua nonna di Oma, e un giorno la insegnante alla scuola, ma mi dica, che cosa è Oma? E lui ha risposto, Oma è Oma. Ossia, che cosa è priorità? Priorità è priorità. Ossia, la priorità è quello che io inserisco come la cosa più importante della mia vita. Se io vorrei distruggere i giganti, ma Dio deve essere la mia priorità. Se eu non inserisco Dio come la mia priorità, eu estou inserindo io come la priorità della vita. Mi piace molto in italiano. Come si chiama la primo pronome relativo, no? Prima persona no pronome io, no? Se inseriamo la lettera D, si diventa Dio. Se Dio non è la mia priorità, la mia vita è un disastro. Ossia, eu devo sapere che tutto è per il Signore. Tutto quello che io faccio è per il Signore. Ogni decisione della mia vita, se c'è Dio, io sto camminando. Se non c'è Dio, io devo ritornare. Ossia, la priorità deve essere Dio. I ragazzi oggi stavano là inserendo le tende, sistemando la sala nera. Loro devono fare per il Signore. Non è per voi giovani, è per il Signore. Noi siamo qua questa sera, qua adorare il Signore e vedere il Signore, ma noi stiamo facendo questo per il... È Lui la priorità della mia vita. È lì che io devo percepire quali sono le priorità. No, non sono le priorità, è una. È Dio. Perciò per Davide in quel momento il nome del Signore non poteva essere messo giù. Ossia, lui doveva proteggere la persona del Signore. E perciò in quel momento, quando sono venuto per schernire il nome di Dio, no, nel mio Dio nessuno tocca. È Dio la priorità della mia storia.
Perciò se io vorrei combattere i giganti della mia vita, io devo inserire Dio nella mia priorità della vita. E quando eu comincio a inserire Dio nella mia priorità, eu comincio a percepire che tanti giganti saranno messi giù. Eu comincio a percepire che ci sono tanti giganti che ci sono nella mia vita, perché io sto creando una idolatria su qualcosa che non era Dio. Quando Dio è la priorità, sostituisce tante cose che per me erano importanti. È Dio la priorità. Prima Samuele 17, 46 e 47 dice: da oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa. Wow! Ti darò lo stesso cadavere dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è. Io farò tutto questo. La mia vita sarà una dimostrazione di un'azione di Dio, della priorità di Dio, in modo che tutta la gente in Treviso, tutta la gente in Italia riconosca che c'è un Dio nella mia vita. La gente nella tua scuola riconosce che tu ami il Signore. La gente nella tua scuola, nel tuo lavoro, a casa tua, i tuoi vicini di casa, loro riconoscono che tu hai Dio come priorità o loro hanno dubbio della tua integrità di vita con il Signore? O se la priorità è difendere questa causa del Signore, c'è un Dio. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada nem di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore e dele vi darà nelle nostre mani. Priorità è il Signore. E quando Dio è a priorità della mia vita, io so che peccare non è una cosa normale. E quando Dio è la priorità della mia vita, io so che la mia irresponsabilità verso il Signore non è una cosa normale. Quando Dio è la priorità nella mia vita, eu comincio a percepire che tanti peccati che oggi sto vivendo non può essere normale. Perché quando Dio è la priorità, io manifesto quello che è più importante nella mia storia. È Lui che eu prendo come primo posto, è Lui che eu decido di camminare come priorità della mia vita. Amém? Cantiamo novamente? Márcia? 3, 2, 1, já sono ali. Forte, forte! Eu estou com o microfone per não cantar aqui. Cari, eu devo riconoscere che questa priorità le catene cadranno, perché Dio sta combattendo per te. Quando Lui è la priorità, quando Lui è la priorità della mia vita, io difendo, io proteggo. Questo è mio Dio. La quarta si chiama? Ok, la prima è? Seconda? Terzo? Quarto? Passione. Che cosa è passione? Ah, passione, dove sta il tuo cuore? Dove è il tuo cuore? Dove sono i tuoi desideri? Quello che muove le mie emozioni, quello che muove le mie decisioni, quello che muove i miei passi futuri. La passione. Ossia, quando eu comincio a parlare di passione, i miei occhi cambiano. Comincia a essere diverso. Perché quando eu parlo di qualcosa che non è importante, così, sa, quella sedia rossa. Ma quando eu parlo di qualcosa di passione, i miei occhi si aprono. Se Dio non è la mia passione, io parlo di Dio, sembra che io sono morendo. Ma quando Dio è la mia passione, io parlo con entusiasmo. Tu já visto una persona parlare di Dio con entusiasmo? Uau! Sembra che eu entro in un altro mondo. Tu já visto uma pessoa falando de Dio que sembrava que estava falando de cane de casa, do gato, de uccellino? Que sembrava più importante? Não, c'è qualcosa. Dio deve essere la mia passione. Dio deve essere il mio entusiasmo di vita. Eu devo essere moço da questa passione per il Signore. Eu devo avere questo entusiasmo per il Signore. Eu devo avere questo dentro di me che posso dimostrare agli altri. Tu já visto un ragazzo o una ragazza che comincia a avere questa passione per uno o per l'altro lì? Tu já visto? Parla di quello nome come se fosse o nome più importante della storia.
Ma dopo che passano 5 mesi sembra che finisce. Ma tu conosci quel ragazzo che per 15 anni continua ancora con quella passione per quella ragazza, per quel ragazzo? Perché quando parla di lui, parla di lei, c'è entusiasmo. E è quello che noi dobbiamo inserire il nostro entusiasmo e la nostra passione dove? Dove? In Dio. E quando è Dio il nostro entusiasmo e la nostra passione, noi siamo pronti per combattere. Nós stiamo davanti a um Golia, nós stiamo davanti a um nemico, nós stiamo davanti a um gigante, nós stiamo davanti a um fantasma della mia storia, nós stiamo davanti a qualcuno con passione per distruggere, perché la passione è nel Signore. E questa passione nel Signore mi fa andare avanti per distruggere questo nemico. Perciò la passione. 1 Samuele 17, 48 e 49, appena o filisteu si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte. La pietra gli si sconficcò nella fronte e ele cade con la faccia a terra. Passione è agire verso il Signore ti guida con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. È per il Signore. Gesù aveva detto, se qualcuno vuole essere mio discepolo, che cosa deve fare? Prende la tua croce e rimane fermi e mi segue. Se eu vorrei essere un discepolo di Cristo Gesù, se eu vorrei avere una passione verso Cristo Gesù, il nostro Dio, io prendo questa croce e seguo, e vado avanti. Ce l'ho entusiasmo nel Signore. Perciò quando è all'opera di Dio c'è la passione, non importa il rischio, non importa le difficoltà, io sono pronto a combattere. Hoje, tante volte noi facciamo dei calcoli per sapere se faccio o non faccio, dove è la priorità e quando eu percepisco la mia passione è andata giù. La priorità e passione camminano molto assieme, strettamente assieme. La passione nel Signore. Dopo dovete uscire di qua e condividere tutto questo con i vostri gruppi. Io spero che lì possa avere entusiasmo nel Signore e che i vostri occhi possano brillare di gioia parlando di quello che il Signore è nella tua vita. Non solo che fa, ma quello che il Signore è nella tua vita. Primo è? Secondo? Terzo? Quarto? Com questa priorità e passione vostra, veramente, o gigante prenderà voi, ó, così, ó, sarete distrutti. Ok, preghiera, passato, preghiera, priorità e? Quale che manca? Perseveranza. Ebrei 10, 36 e 39. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno per fede per ottenere la vita. Noi non siamo quelli che torniamo indietro. Se c'è una cosa che per me io soffro come pastore e come persona, è quando vedo una persona che prende una responsabilità, nel primo ostacolo che cosa dice? Che cosa dice? Pastore, io penso che non è per me, io lascio. Ma, pastore, calma. Quando si prende una opera, quando si prende l'aratro, non guarda indietro, si va. Perseveranza in quello che il Signore ti ha chiamato a fare. La costanza. Io só posso distruggere un gigante se eu sono perseverante e costante. Eu não posso essere quella persona nelle prime difficoltà che abbandona l'opera. Eu não posso essere quello pigro che cerca la comodità dell'opera. Eu devo combattere. Come voi sapete, mi piace molto il calcio. Mi piace molto vedere una partita di calcio e vedere nell'ultimo minuto quando la mia squadra vince. E lì, wow, è la costanza. É a perseverança. É ali que o cristiano deve imparare. Davide non ha mollato nel momento di avere un gigante davanti. Noi non possiamo desistere quando ci sono delle situazioni difficili. Io ricordo del mio passato, di quello che Dio ha fatto. Io inserisco la preghiera. Io comincio a avere priorità nel Signore, la passione nel Signore. E adesso la perseveranza è una conseguenza di tutto questo. Io vado, io non mollo
mai. Perciò se noi vogliamo distruggere costanza e perseveranza, e lì noi vedremo i nostri nemici giù per terra. Costanza. Le battaglie ci saranno. Il nemico vuole venire contro di noi, ma se Dio è con noi, chi sarà? Chi sarà contro di noi? Quais sono i tuoi nemici? Quais sono i tuoi fantasmi? Quais sono i tuoi giganti? È un momento di affrontare e distruggere e colpire e continuare perseverante in quella chiamata che Dio ti ha dato. Gesù è venuto per dare vita e vita in abbondanza. O problema è che abbiamo tanti giovani, adolescenti e pré-adolescenti oggi che hanno una vita che si è sciolta. Dio ci ha promesso una vita abbondante, ma non ci ha promesso che noi non dobbiamo passare per le difficoltà e combattere dei giganti. Anzi, ha promesso che ci saranno delle tribolazioni, ma lì che io devo ricordarmi di Lui. E è lì che devo ricordare che Lui ha vinto e ha vinto per noi. Le catene ha spezzato. E adesso andiamo. Davide ha vinto. Adesso è con te. Adesso è con noi. Quando eu vedo questa meraviglia di un gruppo oggi, non so quanti qua ci sono, ma quando eu vedo questa meraviglia qua oggi, io ricordo quante battaglie, quanti nemici, quanti giganti, ma questo gruppo è stato costante, perseveranza, perché la passione è nel Signore, perché la priorità è no Signore, perché la preghiera è stata inserita. E quando noi ricordiamo di un passato di questa storia, ricordiamo lo stesso Dio nel passato ha fatto dei miracoli e continua a fare oggi. E così questi 5P si diventa una realtà di conquista e di vittoria. Amém? Ok? Número 1. Número 2. 3. 4. 5. E adesso facciamo la numero 2. Preghiamo. Prendi la mano della persona al tuo fianco. Nós siamo una squadra. Nós siamo in battaglia. Qualche domenica fa abbiamo parlato di sognare, i grandi sogni di Dio. E adesso c'è una storia che è stata registrata di Davide che è per noi oggi. Nostro Padre, guardare la croce di Cristo Gesù e guardare la tomba vuota è ricordare il tuo grande amore per noi. Perdono, nuova vita. La vittoria sulla morte, la vita eterna. Quando abbiamo deciso di camminare per te, oh Padre, la nostra vita è stata trasformata. Io prego, Padre, non solo per la mia vita, che io possa proseguire in questi 5 passi. Ogni gigante che verrà, io posso, Padre, distruggere, perché io mi ricorderò di te. Tu sarai parte di questo combattimento, perché tu sei la priorità della mia vita, la mia passione in te. Io non vorrei desistere mai di combattere. Così, oh Padre, che questo non sia solo con me, ma con ogni persona qua, perché tu ci hai chiamato a essere soldati, combattenti, ma con la promessa di una vittoria in te. Grazie, oh Padre, perché questa storia di Davide è una storia che sia la nostra storia, e noi staremo pronti a prendere una pietra, a sconfiggere, a abbattere, a distruggere un nemico. Grazie. Grazie, oh Padre, perché abbiamo la vita in te. E nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Dá um abraço nella persona al tuo fianco e porta questa persona in piedi là e dica: perché sei seduto, seduta? Alzati, cantiamo, adoriamo il Signore. Facciamo questo. Ok, possiamo stare in piedi e cantare il cantico? La corona della vittoria. Ah, conosco questo cantico. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio con questo cantico. Tira il microfono per cantare.
li hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu. Tu mi aiuti e mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro e adoro te. La grandezza tua proclamo, al tuo nome mi inginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu. La tua gloria riempie il tempio, è potenza tua su me, e per grazia io respiro, adoro te. Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi. Alleluia, Gesù hai già vinto tu per Tu da sempre intercedi perché il mondo sia salvato, non conosci la sconfitta, la corona hai vinto tu. Gesù, tu sei il Messia, la salvezza solo in te, e per grazia io respiro, adoro te. Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi. Alleluia, Gesù hai già vinto tu per noi. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Ogni altezza giù cadrà, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, hai già vinto tu, hai già vinto tu. Alla croce era compiuto e ti hanno seppellito, ma la morte non poteva trattenere il re dei re. Alleluia, sulla croce hai vinto tu per noi. Alleluia,
ti ringrazio perché sulla croce tu hai già vinto, Padre. Ti ringrazio perché sulla croce hai già vinto tutte le nostre ansie, Padre. Hai già vinto tutte le nostre montagne insuperabili, Padre. Ti ringrazio perché alla croce tu hai già vinto tutto per noi, Padre, e in te noi abbiamo la vittoria, Padre. Ti ringrazio perché sei un Dio misericordioso, Padre. Ti ringrazio perché tu sei un Dio buono, Padre. Ti ringrazio per le 1000 benedizioni, Padre. Ti ringrazio perché tu sei sempre accanto a noi, Padre, aspettando così con le braccia aperte, soltanto che noi prendiamo tutti i nostri pesi, Padre, tutti i nostri bagagli e li consegniamo a te, Padre. Ti ringrazio per tutto quello che tu ci dai ogni giorno, Padre, e che noi possiamo approfondire il messaggio, Padre, adesso nei piccoli gruppi, Padre, che noi possiamo parlare di te, parlare sulla tua parola, Padre, che noi possiamo tornare a ricordarci e a amarti di nuovo, Padre, per coloro che hanno il cuore spezzato, Padre, che questa parola, Padre, la tua parola possa essere un cerotto, Padre, che puoi lavare queste persone, lavare il cuore di queste persone che hanno il cuore appesantito, Padre. Ti prego che tu possa essere innalzato, Padre, che noi possiamo parlare di te, parlare della tua parola, Padre, essere guariti mediante la tua parola, Padre. Ti ringrazio per tutto, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, passiamo al nostro momento di avvisi. Allora, subito dopo il culto, adesso ci sarà l'incontro delle coppie, quindi voi che siete coppie sposate rimanete qua che ci sarà l'incontro. E dal 28 sabato alle 18 inizieremo il nostro incontro giovani e adolescenti con tutto nuovo, sarà tutto nuovo e che sia per la gloria di Dio, quindi ricordatevi. Sì, mi danno conferma che sarà nella sala nera, quindi non ci riuniamo qua, però di là. E ricordatevi, nuovo orario alle ore 18, a partire dal sabato 28. E credo sia tutto. Adesso ci riuniamo nei piccoli gruppi, coppie sposate rimanete qua che ci sarà l'incontro e chiudiamo con una preghiera per finire il nostro culto. Signore, grazie Padre per questo momento, grazie per l'opportunità che abbiamo di essere riuniti e di stare nella Tua presenza. Che il Signore possa continuare a parlare ai nostri cuori, che noi possiamo avere i nostri cuori aperti, Signore, per ricevere tutto quello che Tu hai da darci ancora, Signore. Nel nome di Gesù, grazie Signore per ogni momento e per ogni cosa che hai fatto per noi e principalmente per chi Tu sei. Nel nome di Gesù, Signore, benedisci la nostra serata, questo fine settimana e la settimana che si inizia, che possa essere una settimana sotto la Tua presenza. Nel nome di Gesù, amen. E ciao!